Spremuta di crisi. L'agricoltura di questi tempi non offre di meglio, soprattutto sulla costa veneziana, dove le radici affondano non nella terra, ma nella sabbia. Si coltiva sulla sabbia, si coltiva con un'acqua salmastra che è appena al di sotto del livello del terreno. Questo dà alle colture, dà alle produzioni un sapore particolare che è la peculiarità prima della qualità dei prodotti del cavallino. Prodotti speciali quelli del litorale veneziano che oggi soffre particolarmente i morsi della crisi. L'allarme arriva dalla CIA, la Confederazione Italiana Agricoltori. C'è stato un crollo verticale dei prezzi e il reddito delle aziende negli ultimi anni è calato del 30%. La burocrazia, che è costosissima in termini di tempo da un lato e di denaro da un altro per le aziende, per cui la politica in genere, il governo può intervenire intanto in quella che è sicuramente uno sgravio della burocrazia e quindi di parte almeno dei costi sicuramente. Un maggiore controllo anche su quelli che sono poi i costi in particolare delle materie prime. È un po' il gioco della benzina. Quando va sul petrolio, va sulla benzina, se cala il petrolio i prezzi non calano più. Per alcuni prodotti legati al petrolio la musica è sempre quella. La spesa delle famiglie negli ultimi 5 anni è calata del 12%. L'agricoltura nel veneziano ha segnato il suo punto storico più basso, con meno di 8.000 aziende che resistono ancora ai venti della crisi. È un disastro, a leggere i numeri è un disastro, nel senso proprio che il comparto agroalimentare, ma in particolare quello orticolo, nell'ultimo periodo ha avuto un calo da un lato di consumi e di conseguenza anche un calo molto forte dei prezzi che ha messo in ginocchio praticamente tutte le nostre aziende. L'insidia maggiore arriva dall'estero, oltre i confini europei, da economie capaci di produrre a prezzi molto bassi, senza però le stesse garanzie qualitative, igieniche e sanitarie. Il problema però è che pur di risparmiare i consumatori oggi non scelgono più ciò che è buono, ma ciò che costa meno. Quindi vengono premiate le colture extracomunitarie, preferite a quelle italiane e persino a quelle a chilometro zero. L'Italia sta chiedendo, ma ormai da parecchio tempo, che la merce che viene importata dall'estero abbia praticamente le stesse peculiarità della nostra a livello di controlli, per cui la garanzia del prodotto che entra in Italia sia una garanzia non fatta alla frontiera, ma sia fatta alla produzione. Insomma, gli agricoltori oggi lanciano un appello: serve meno burocrazia, bisogna abbassare i costi. Solo così si può invertire quella tendenza che sta distruggendo le colture italiane. È ovvio che se l'azienda non fa utile, non ha la possibilità di avere dei guadagni, difficilmente, anzi è impossibile per l'azienda continuare a investire e quindi migliorare la propria azienda e migliorare la propria produttività.